Piatti semplici della tradizione, ma comunque cose semplici, non troppo elaborate. Diciamo più sul risotto, sulla carne bianca, però comunque cose del Veneto. 2 pasticci, uno alle verdure e uno alla carne e tanti antipasti con i nostri formaggi e buoni salumi. Piovra. Faccio un piatto a base di piovra. Secondo l'Osservatorio per le piccole e medie imprese di Confartigianato spenderanno 200 milioni di euro le famiglie trevigiane per acquistare cibi e bevande da mettere in tavola tra Natale e fine anno e 90 interessano il mondo artigiano, quasi 1200 imprese artigiane di settore, oltre 2500 addetti che in questo periodo lavorano a pieno regime per soddisfare la richiesta. Tra i prodotti più acquistati i formaggi e latticini, seguono i salumi, il pane e i dolci. Da un po' di anni la spesa per le famiglie, anche per i regali, si indirizza verso sempre il settore dell'agroalimentare. È chiaro che è un elemento di un'offerta molto valida nei nostri territori, oltre che valida anche variegata. Sono numeri importanti che riescono a dare anche un po' di soddisfazione a chi produce e vende. E allora non rimane che mettersi ai fornelli. Bigoli all'anatra e lasagne di coniglio, ragù di coniglio. Tortellini come sempre, fatti da noi. Il panettone non a fette ma fritto e condito con il miele. Sono di Udine, non faccio nulla di particolare, probabilmente dei tortelloni al pesce, antipasti e prima a base di pesce, secondo il nostro musetto con la brovada e poi degli involtini con la frutta secca. Ma un po' di tortellini e magari un po' di patate pure, ecco, così, ma poca roba. Piatti classici casarecci, dai gnocchi, le tagliatelle, il pasticcio e un buon secondo. Degli antipasti di crudo verdure, radicchio trevigiano, speck e mascarpone. E poi dei gnocchi alla romana, un pasticcio sempre di radicchio. Classico cotechino con la polenta e come primo la classica pasta al forno. La famosa minestra maritata, che è verdura praticamente fatta con pezzi di carne. Poi c'è la frittura, e quindi il baccalà, il capitone. Poi per quanto riguarda i dolci invece gli struffoli, i roccocò, raffioli e poi panettone. Diciamo che è un Natale abbondante, ecco, dal punto di vista culinario.